Eder. Mech. Pallister. Garlasco, la saga continua. Spunta un pelo nel bidone e la cucina diventa un set da CSI, con special guest Madonna delle Bozzole e Fruttolo al sangue. Ebbene sì, dopo 18 anni di silenzi, ricostruzioni, archiviazioni, risvegli investigativi e buste dell'umido lasciate a fermentare in eterno, il caso Poggi ha un nuovo protagonista. Un pelo di 3 centimetri. Non è uno scherzo. Trovato nel sacco azzurro della pattumiera tra la raccolta differenziata del mistero e i segreti sepolti dietro un fruttolo. Potrebbe essere di Chiara, di un gatto, di un passante o di uno yeti di provincia. Poco importa, perché finalmente c'è qualcosa di nuovo da analizzare. E pare persino dotato di bulbo. Gioia e tripudio nei laboratori forensi. Questa formazione pilifera non identificata ha fatto il suo trionfale ingresso sulla scena solo al termine dell'incidente probatorio, come una comparsa in ritardo su un palcoscenico già smontato. E mentre nel 2008 si analizzavano capelli nel sangue che dicevano tutti Chiara, oggi questo pelo miracoloso si candida a stravolgere le sorti dell'indagine, forse per riportarci a Ignoto 2 o ad Andrea Sempio, il cui DNA, ricordiamolo, è stato trovato sull'anulare sinistro della vittima. No, non nel portapenne, proprio sotto l'unghia. Intanto nella cucina, diventata ormai più celebre di quella della nonna di Montalbano, sono ricominciati i sopralluoghi e le ipotesi degne di una puntata crossover tra Don Matteo e X-Files. Lì, tra scaffali misteriosi e porte troppo pulite per essere vere, è ricomparsa la famigerata chiavetta USB. No, non era nascosta in un doppio fondo segreto o in un vaso cinese. Era appoggiata sul telecomando dell'allarme. Ma attenzione, perché qui arriva il colpo di scena degno di Nolan. Chiara aveva disattivato l'allarme alle 9:12, quindi perché la chiavetta sarebbe sopra al telecomando dopo? Forse la chiavetta aveva il dono dell'ubiquità, o forse camminava. O, come suggerisce il filone mistico dell'indagine, era guidata dalla mano invisibile della Madonna delle Bozzole, a cui Chiara si era dedicata in ricerche online prima di morire. Perché in questo caso nemmeno la spiritualità può essere lasciata in pace. E poi c'è il telefono insanguinato. La leggenda narra che Chiara abbia cercato di chiamare i soccorsi, ma non ha fatto in tempo. I RIS di Parma, sempre loro, con le loro magie a base di cianoacrilato, hanno trovato un'impronta. Esaltata in verde, come se avessero usato evidenziatori stabilo al posto della luce forense. Ma a quanto pare non serve a nulla, è una di quelle impronte che stanno lì, belle mammute. Nessuno l'ha mai citata nelle relazioni, forse è solo timida. Infine, parliamo delle tracce digitali nella cucina, roba che nel 2007 non sembrava utile neanche a fare la tombola di Natale, la 13, la 57, la 58, la 59, sembra il bingo del crimine. Papigliari, palmari, digitali. Tutta la famiglia delle impronte è presente, ma nel 2007 erano considerate degne di finire solo nella collezione Forse un giorno serviranno. E quel giorno potrebbe essere arrivato. E mentre i nuovi accertamenti forensi scavano tra vasetti di fruttolo e confezioni di estate, c'è chi, come Paolo Reale, cugino di Chiara e ingegnere informatico, lancia il grido dell'uomo razionale nel deserto del caos. Secondo lui è inutile cercare tracce su oggetti che nel 2007 non avevano alcun valore investigativo. Senza un'ipotesi investigativa, spiega, non ci si mette ad analizzare questi reperti. Tradotto, non si guarda sotto il tappeto se non si ha almeno un indizio che qualcosa sia finito lì sotto. Eppure eccoci qui nel 2025 a passare al setaccio un frigorifero invecchiato, mozziconi di sigarette mai fumati da Chiara. Il padre era in Trentino, mica in cucina. E pelucchi da bidone, come se fossero messaggi criptati. In conclusione, il caso Poggi oggi somiglia più una partita di Cluedo giocata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e l'album Panini dei DNA. E se un giorno si dovesse scoprire che tutto ruotava attorno a un pelo smarrito e una chiavetta USB caduta nel momento sbagliato, beh, sarà l'ennesima conferma che in questa vicenda la realtà ha deciso di travestirsi da parodia. Per ora restiamo in attesa. Magari nel prossimo atto salterà fuori una piuma d'oca, o un briciolo di cornflakes, o il DNA di Mago Zurli, perché ormai tutto è possibile. Caso Resinovic, l'informatico della difesa. Le foto non dimostrano che Visintin sapesse della relazione tra Liliana e Sterpin. Servono accertamenti.
Secondo il professor Michele Vitiello, ingegnere informatico forense e consulente tecnico della difesa di Sebastiano Visintin, la sola eventuale presenza di fotografie di Liliana Resinovic insieme a Claudio Sterpin negli hard disk sequestrati non può da sola costituire una prova della consapevolezza del marito riguardo al rapporto tra i due. Non esistono certezze al momento, spiega Vitiello, e anche qualora queste immagini fossero effettivamente rinvenute, sarebbe comunque necessario effettuare ulteriori accertamenti per stabilire se Visintin ne fosse effettivamente a conoscenza. Il riferimento è al materiale contenuto in diversi dispositivi informatici, in particolare hard disk, che sarebbero stati consegnati agli inquirenti da due amici di Visintin, Pino e Laura. Sarebbe stato lo stesso Sebastiano, dopo la scomparsa della moglie, a portar loro i dispositivi, chiedendo di conservarli per tutelare la privacy di sue foto con la moglie, come da lui dichiarato. Tuttavia, nel corso delle analisi tecniche condotte durante l'inchiesta, sarebbe emersa la presenza di due cartelle denominate Bella Vita e Modigliani, contenenti presunti scatti di Liliana e Claudio Sterpin insieme. Ma per il professor Vitiello, tutto ciò non basta. La semplice presenza di fotografie in un hard disk, precisa, non significa automaticamente che il proprietario del dispositivo conoscesse l'esistenza di quei file o il loro contenuto. È fondamentale capire quando quelle immagini sono state salvate, se sono mai state aperte, da chi e se i dispositivi erano ad uso esclusivo di Visintin o se potevano essere utilizzati anche da Liliana. Solo accertamenti tecnici mirati possono fornire queste risposte. Un dettaglio importante riguarda anche la mole di dati da esaminare. Secondo il consulente, all'interno dei dispositivi in questione sarebbero contenute decine di migliaia di fotografie. Nel mio studio, osserva Vitiello, ho decine di hard disk. Non significa che io conosca nel dettaglio ogni singolo file presente. Lo stesso vale per Sebastiano, che peraltro aveva lavorato come fotografo e quindi aveva archiviato una mole molto ampia di materiale nel corso degli anni. Secondo il perito, eventuali implicazioni più gravi potrebbero emergere solo nel caso in cui venisse dimostrato che Visintin ha visionato volontariamente quelle immagini nel tempo e che ne abbia mantenuto la conservazione consapevolmente. Se davvero ci fosse stato un elemento tanto chiaro a dimostrare che Sebastiano sapesse della relazione tra sua moglie e Sterpin, afferma, allora la prima inchiesta non sarebbe stata archiviata. Alla domanda se la presenza di quelle immagini, al di là del contenuto, non sia comunque indicativa di una conoscenza diretta tra Visintin e Sterpin, Vitiello risponde con prudenza. Servono certezze, non supposizioni. Non sappiamo ad oggi se quelle immagini siano state inserite da Liliana stessa. Ne conosciamo con esattezza la cronologia dei file, ovvero quando sono stati copiati, da chi e con quale dispositivo. E ancora, quei supporti erano condivisi o appartenevano solo a Sebastiano. Tutti questi aspetti vanno accertati. Uno scenario, 1000 possibilità. Nel caso in cui gli accertamenti tecnici dimostrassero che gli hard disk erano effettivamente ad uso esclusivo di Sebastiano, si aprirebbero diversi scenari interpretativi, ma nessuno di essi sarebbe per Vitiello determinante. Anche in quel caso, spiega, si potrebbe ipotizzare per assurdo che Sebastiano avesse collezionato quelle foto per motivi legati a una futura separazione o per gelosia. Ma nulla di tutto ciò ci direbbe con certezza che lui sapesse della relazione o che abbia avuto un ruolo nella morte della moglie. In definitiva, secondo il consulente, fino a quando non saranno completati tutti gli accertamenti informatici del caso, con analisi su date, metadati, accessi ai file e utilizzo dei dispositivi, ogni conclusione resta prematura. Oggi, conclude Vitiello, non si può dire che Visintin sapesse della relazione tra Liliana e Sterpin. Servono dati oggettivi, non suggestioni. Una posizione, quella del perito, che punta a smontare l'ipotesi secondo cui i contenuti informatici sequestrati possano di per sé incriminare Sebastiano Visintin. La battaglia legale e tecnica, dunque, è tutt'altro che finita. Modena. Mistero ai Torrazzi, trovato il cadavere di un uomo in un canale, indagini in corso. È avvolto dal mistero il ritrovamento di un cadavere nella periferia est di Modena, precisamente in zona Torrazzi, lungo strada Cavo Argine. Il corpo senza vita di un uomo è stato individuato nella serata di ieri da un passante che ha notato una figura riversa sul fondo di un canale e ha immediatamente allertato i soccorsi.
Il punto esatto del ritrovamento si trova nei pressi dell'accesso al parcheggio adiacente al Parco Torrazzi, in un tratto particolarmente nascosto e ricoperto da fitta vegetazione spontanea. Il fossato, profondo circa 2 metri, conteneva solo pochi centimetri d'acqua, ma quanto basta a rendere difficile l'individuazione del corpo a colpo d'occhio. L'allarme ha fatto convergere sul posto numerose squadre di emergenza, i sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente circoscritto l'area per consentire l'intervento degli esperti della scientifica. Dopo i primi rilievi, si è dato avvio alle delicate operazioni di recupero del cadavere, resesi particolarmente complesse a causa della posizione in cui si trovava il corpo e della conformazione del terreno. L'intervento si è protratto per ore, fino a oltre la mezzanotte, quando, grazie all'ausilio di un'autoscala dei pompieri, è stato possibile estrarre la salma e trasportarla presso l'Istituto di Medicina Legale. Nel frattempo, gli investigatori della squadra mobile, intervenuti sul posto per coordinare gli accertamenti, hanno effettuato una minuziosa perlustrazione del canale e dell'area circostante. Sono stati passati al setaccio il fondo del fosso, gli argini e la vegetazione, nel tentativo di raccogliere elementi utili all'identificazione della vittima e a chiarire le circostanze del decesso. All'1:30 di notte, quando tutte le operazioni sul luogo del ritrovamento si erano ormai concluse, gli inquirenti non avevano ancora certezze sull'identità della persona deceduta. Non erano stati trovati documenti né altri effetti personali che potessero aiutare a risalire al nome dell'uomo, il quale sembrerebbe essere relativamente giovane. I primi esami esterni sul cadavere indicano la presenza di segni di decomposizione avanzata, facendo ipotizzare che il decesso possa risalire ad almeno 48 ore prima del ritrovamento. Non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza o traumi sul corpo, almeno a un primo esame superficiale, ma l'ipotesi di una morte violenta non può essere esclusa al momento. La causa esatta del decesso resta quindi avvolta nel dubbio. Sarà l'autopsia, attesa nelle prossime ore, a fornire risposte più precise, così come ulteriori indagini saranno fondamentali per chiarire se si tratti di un tragico incidente, di un gesto volontario o dell'ennesimo caso di omicidio. La procura ha già aperto un fascicolo per accertare l'identità della vittima e fare luce su quanto accaduto. Le ipotesi restano al momento tutte aperte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.